Buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Dopo 28 anni torna in attività il cratere di nord-est dell'Etna con fontane di lava a intermittenza. La Protezione Civile ha dichiarato lo stato di allerta gialla, divieto di accesso alle zone sommitali del vulcano, in circolazione video fake sul lancio di Lapilli. Un giro di auto di lusso rubate a Catania, il nucleo elicotteri dei carabinieri ha individuato dall'alto una stradina alle spalle del cimitero dove venivano nascoste auto di grossa cilindrata in attesa di essere rivendute all'estero. Scandalo tangenti nella sanità, respinto il ricorso dei legali. Cuffaro resta ai domiciliari, mantenuta la misura cautelare anche per l'ex primario del Policlinico di Messina, Stagno dal Contres, accusato di un giro di mazzette. Spacca a picconate la vetrina di un locale di Palermo, ma il bottino è solo 10 euro. A Palermo è sempre allarme sicurezza e polemica sui vigilantes privati. Il presepe vivente di Calatafimi, 200 comparse per ridare vita al miracolo di Betlemme. Calcio al Palermo, basta un gol di Giampalo per far felice il Barbera, 3 punti d'oro e quarto posto in classifica per chiudere l'anno. E sempre nel calcio il Catania si gode il primato e le ultime ore di riposo prima della ripresa degli allenamenti. Dal mercato potrebbe arrivare presto il colpo Bruzzaniti. Dopo 28 anni si è risvegliato il cratere di nord-est sull'Etna, un'attività eruttiva che va avanti a intermittenza. La Protezione Civile ha dichiarato l'allerta gialla, vuol dire che non si può arrivare alla zona sommitale. Poi c'è la polemica per un video falso creato con l'intelligenza artificiale. Orazio Longo. La regola dell'Etna è non avere regole, stop and go, usando un linguaggio motoristico per dire che quando una colata sta finendo non è detto che stia finendo davvero e che invece non ricominci subito dopo. È quello che succede in queste ore. L'Etna parte, si ferma, poi riparte e torna nuovamente a fermarsi con la sua spettacolare attività eruttiva, mentre un nuovo episodio di fontana di lava inizia al cratere di nord-est. Il suo primo parossismo dopo 28 anni, osserva il vulcanologo Boris Benker, ricordando che il nord-est è il più antico dei 4 crateri sommitali, che per oltre 40 anni è stato il punto più alto del vulcano, prima di essere superato nell'estate del 2021 dal cratere di sud-est. L'attività, segnala l'INGV di Catania, conta getti di lava alti 300-400 metri e una colonna carica di materiale incandescente che si è alzata per alcuni chilometri sopra la cima per poi essere spinta dal vento verso ovest. Nel contempo è continuata una modesta attività esplosiva dalla bocca apertasi sul fianco orientale del voragine. Il tutto è comunque concentrato nella zona sommitale. La Protezione Civile regionale ha attivato la fase operativa di allarme per i comuni dell'area etnea, mentre il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha disposto il passaggio di allerta da verde a giallo. Operativo l'aeroporto Bellini di Catania nonostante l'allerta rossa. E questo invece è il video fake prodotto con l'intelligenza artificiale e diffuso su pagine social. Si vedono bombe di pietra lanciate da uno dei crateri, immagini false che sembrano reali, condivise da migliaia di persone, visualizzate da quasi 1 milione di profili. Dura la reazione delle guide vulcanologiche, sono video inutili che arrecano danno all'immagine del territorio e procurato allarme, hanno detto. Veniamo adesso a un giro di auto di lusso rubate a Catania. Il nucleo elicotteri dei carabinieri ha individuato dall'alto una stradina difficilmente accessibile collocata dietro al cimitero, dove erano nascoste in mezzo ad una folta vegetazione numerose auto di grossa cilindrata, probabilmente in attesa di essere rivendute all'estero. Tutte le autovetture recuperate sono state restituite ai legittimi proprietari, ad eccezione di una Jaguar il cui intestatario non è stato ancora rintracciato. Andiamo avanti con altre notizie. La polizia ancora a Catania ha individuato e denunciato un truffatore seriale specializzato in truffe assicurative. L'uomo, residente in provincia di Caserta, aveva congegnato un sistema pensato nei minimi dettagli che gli assicurava un guadagno settimanale di circa 20.000 euro. Le indagini sono partite quando il commissariato di Borgo Ognina ha fermato una donna alla guida della propria auto per un controllo
controllo di routine. In quell'occasione la donna ha presentato tutti i documenti richiesti, tra cui appunto un certificato assicurativo che però dagli accertamenti era risultato falso, tra lo stupore della conducente. La vittima ha cercato di ricostruire tutte le fasi che l'hanno portata a concludere il contratto con un sedicente assicuratore che l'aveva contattata telefonicamente per proporle una polizza a prezzi vantaggiosi nettamente inferiori a quelli di mercato. La donna ha ricostruito la corrispondenza sporgendo denuncia e fornendo gli elementi utili appunto a risalire al truffatore. Il riesame ha respinto il ricorso dell'ex governatore siciliano Totò Cuffaro, che resta dunque ai domiciliari, accusato di associazione a delinquere e corruzione. Il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare che era stata presentata dai legali. Cuffaro è coinvolto nell'inchiesta della Procura di Palermo sui appalti di sanità pilotati e concorsi pubblici. E resta ai domiciliari anche Francesco Stagno dal Contres, ex primario di chirurgia plastica del Policlinico di Messina. Anche in questo caso il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare dal Contres e è accusato di essere al centro di un giro di mazzette delle case farmaceutiche con l'accusa di concussione, corruzione e truffa aggravata. Ancora cronaca, a Palermo distrutta con un piccone la vetrina di un locale proprio a pochi passi dal Teatro Politeama, bottino appena 10 euro. Vi mostriamo il video di quanto accaduto intorno alle 4 della scorsa notte. Marco Gullà. Con un piccone un uomo distrugge la vetrata di un locale. È accaduto in via Villafranca a Palermo, a pochi passi da piazza Castelnuovo. L'interazione è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza. Le immagini mostrano una persona che dopo aver distrutto il vetro entra nel locale e porta via una cassettina di sicurezza con all'interno 10 euro e 2 bottiglie di alcolici. Per il locale si tratta della seconda spaccata nel giro di un anno. L'uomo ha il tempo di uscire tramite il varco che si è creato mentre l'allarme suona già da un po'. Un altro episodio che si lega al filone di insicurezza che ormai regna in città. Qualche giorno fa il ferimento di una ragazza colpita dalla pallottola di un fucile in possesso di un ragazzo di 21 anni. Giuseppe Calì resta in carcere. Oltre alla detenzione del fucile per cui è scattata la flagranza di reato, Calì è indagato anche per tentato omicidio, ma la lista delle contestazioni potrebbe cambiare. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo non crede alla versione del ragazzo, che ha detto di aver trovato il fucile in un cassonetto e di aver sparato accidentalmente. MAS come memoria, amicizia, speranza, ma anche come le iniziali dei nomi di Massimo, Andrea e Salvo, i 3 giovani rimasti uccisi nella sparatoria dell'aprile scorso a Monreale. Nasce oggi l'associazione in memoria di Massimo Pirozza, Andrea Miceli e Salvo Turdo e di tutte le giovani vite spezzate dalla criminalità a Monreale. Oggi una giornata dedicata all'incontro, alla partecipazione e alla cultura della legalità. Ed è ancora polemica a Palermo sull'appalto con cui il Comune ha deciso di rafforzare la sicurezza avvalendosi di un'azienda di guardie giurate durante il periodo delle feste. Maglio Viola. 40.000 euro per 30 vigilantes impegnati per 9 giorni dal centro alla periferia. È polemica sulla scelta dell'amministrazione comunale di ricorrere ad un'azienda di vigilanza privata nel periodo delle feste in città per rafforzare i controlli. Una interrogazione è stata presentata dalla consigliera del PD Mariangela Di Ganci, che contesta l'affidamento diretto dell'incarico alla Sicurtrasport, quindi senza gara e senza passare dal Consiglio Comunale, ma contesta anche l'efficacia del ricorso alla vigilanza privata, visto che le guardie giurate non hanno potere di polizia. Dall'amministrazione comunale replicano ricordando che le pattuglie non girano da sola ma insieme ai vigili urbani. Sul fronte di cittadini e commercianti l'idea invece viene salutata con favore. Per il Codacons la norma lo prevede, ma non bisogna dimenticare che deve essere comunque lo Stato a garantire sicurezza in via prioritaria. D'accordo Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, per la quale il ricorso alla vigilanza privata è comunque un buon provvedimento tampone. Non possiamo permetterci assolutamente di disperdere il patrimonio di Palermo accogliente
accogliente, Palermo bella, mai e poi mai Palermo insicura e violenta. Stiamo percependo una maggiore presenza delle istituzioni dello Stato, delle forze dell'ordine, e questo è importante che continui in questa direzione con ancora più incisività, con ancora più risultati. Intanto la notte di Natale i vigilanti hanno impedito una incursione nel cantiere di ristrutturazione del Palazzo delle Aquile, sede storica del comune di Palermo, attualmente chiusa per lavori. Anche nel quartiere periferico della Zisa la loro presenza è stata salutata con favore fra i giardini monumentali dell'omonimo castello frequentati dalle famiglie. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa, torniamo tra poco con altre notizie, andremo a scoprire anche il presepe vivente di Calatafimi. Torna il presepe vivente di Calatafimi Segesta, 200 figuranti che animano la rappresentazione della Natività. Laura Spanò. Il centro storico di Calatafimi Segesta si è trasformato ancora una volta nel villaggio di Betlemme grazie al presepe vivente organizzato dall'associazione culturale Calatafimie. Ad accompagnare il pubblico fino a tarda sera oltre 200 figuranti e poi luci, musiche, canti, mestieri. Per loro sarà un viaggio multisensoriale pieno di emozioni fino alla grotta, dove ad attenderli ci sarà il bambinello tra le braccia di Maria con Giuseppe, il bue, l'asinello, gli angeli e i pastori. Calatafimi ha avuto sempre la tradizione del presepe, quindi lo spirito natalizio, la fede, la voglia di far vivere un Natale, il vero Natale, il Natale autentico, che è quello della nascita di Gesù. Quello che trovate a Calatafimi Segesta non è un semplice percorso da osservare, ma è un viaggio con un inizio e una fine, capace di condurre ciascuno dei presenti davanti al mistero di un Dio che si fa uomo. E un presepe nel cuore di una città è sempre un segno di rinascita, un'invocazione per la pace nel paese, tra le famiglie, nel mondo intero, e oggi ne abbiamo molto bisogno. Quanti verranno a visitarlo tra le tortuose viuzze del quartiere di Lificareddi hanno la possibilità di rivedere le antiche botteghe ricostruite con cura, che rivivono grazie alla presenza dei figuranti, dove condividere un momento di comunità tra riflessione e preghiere. È un gruppo che vive la cristianità e che vive l'aspetto religioso, infatti questo presepe in modo particolare cura l'aspetto biblico, da dove nasce il presepe. Il finale a sorpresa toccherà il cuore di tutti, la semplicità dei pastori e la dolcezza del bambino scelto tra i bambini nati nel 2025, che dà speranza all'umanità per un futuro di pace. Ed era un pastore ma anche un artista, Lorenzo Reina, morto ieri, autore, ideatore del teatro Andromeda a Santo Stefano Quisquina nell'Agrigentino, una straordinaria opera immersa tra i monti. Reina è stato trovato senza vita ieri dai familiari all'interno della sua proprietà, il decesso sarebbe dovuto a cause naturali. Reina era conosciuto per la sua capacità di fondere arte, natura e spiritualità, trasformando un luogo aspro e isolato in un simbolo di bellezza e meditazione. Ci fermiamo, c'è adesso ancora una pausa, poi torniamo con la pagina sportiva e con il Palermo che fa felice il Barbera. Tra poco. Siamo al calcio, al Palermo basta un gol di Pau Giampalo per far felice il Barbera. Sentiamo Marco Gullà. Sofferta ma meritata la vittoria del Palermo, che al Barbera ha battuto il Padova 1-0 grazie al 12° gol in campionato di Joel Pau Giampalo. 3 punti che regalano un capodanno decisamente più sereno alla squadra e ai tifosi. Palermo che chiude al 4° posto il 2025 e spera adesso che il 2026 possa essere l'anno della promozione. Una partita scorbutica, quella di ieri pomeriggio. La formazione rosanero ha rischiato di subire il pareggio in un paio di occasioni, ma questa volta ha mantenuto alto il livello di attenzione e non si è fatto sorprendere. Inzaghi torna a schierare Gyasi sulla corsia di destra, in avanti il solito Pau Giampalo con Ledo Aron e Palumbo a supporto. Dopo alcuni minuti di equilibrio al 15° Palermo ad un passo dal gol. Pau Giampalo colpisce di testa da fermo, palla che scavalca il portiere sorrentino, salvataggio provvidenziale sulla linea da parte della difesa del Padova. Manca il filtro a centrocampo, il Padova prova a giocare di ripartenza, al 38° però la sblocca sempre lui, Pau Giampalo. Palumbo impacchetta un regalo di Natale posticipato per il finlandese, che da quella posizione non sbaglia mai, e 1-0 esultano i 33.000 del Barbera.
Il Padova però è vivo e ci vuole il miglior Joronen a salvare lo score prima della fine del primo tempo. Ripresa senza tantissime emozioni, il Palermo anestetizza i ritmi del match. Il Padova ci prova con tenacia, ma la difesa rosanero regge. Perrotta intanto salva quasi sulla linea, poi Gomez, bel tiro, ma Sorrentino devia. Non accade più nulla nei minuti finali. Il Palermo alza le braccia al cielo e saluta Matteo Brunori, che da gennaio vestirà la maglia della Sampdoria. In Serie C vacanze finite per il Catania, che oggi riprende gli allenamenti in vista della trasferta di Foggia. La sfida duello Zaccheria sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Telecolor. Intanto si avvicina il calciomercato, imminente l'arrivo di Bruzzaniti. Tonino De Mana. Con il primato in tasca, seppur in coabitazione con il Benevento, il Catania torna ad allenarsi oggi in vista della ripresa del campionato, prevista domenica alle 12:30 sul campo del Foggia. Primo impegno del 2026 e primo regalo dell'anno di Telecolor, che trasmetterà in diretta ed in chiaro la sfida dello Zaccheria. La sosta consente di tirare le somme, dando spazio più alle statistiche che al campo. E allora facciamo anche noi un po' di conti in casa Catania tra minuti giocati e prestazioni. Il primo di tutti è Dini, l'unico che ha giocato tutte le partite dall'inizio alla fine. I dati parlano chiaro e sono ultranoti. Migliore difesa è un intero girone senza subire gol al Massimino. Tanto merito del portiere, ma l'asse si completa a livello di tempistica con Di Gennaro, protagonista al centro della retroguardia, una sola gara saltata per squalifica. Le ha giocate tutte casa sola, sostituito solo in 4 match. La retroguardia vive anche di un altro giocatore divenuto una certezza come Celli, anche lui tra i più impiegati in assoluto. Dal pacchetto arretrato nascono tante fortune, così come dai giocatori d'attacco. Forte e Lunetta sono gli esempi migliori, gol e prestazioni, mentre altri attendono di dare il loro contributo al meglio come Rolfini. Il girone di ritorno potrebbe essere quello della consacrazione. Il giocatore ha già fatto vedere buoni colpi e aveva anche segnato nella gara di Potenza. Il gol gli è stato poi annullato ingiustamente. Lì davanti, nella batteria dei trequartisti, potrebbe anche arrivare il primo squillo di mercato. Le speranze di avere Bruzzaniti già a Foggia ci sono, anche se, ovviamente, bisognerà attendere l'apertura ufficiale del calciomercato. Poi via le trattative e caccia ai rinforzi. E Siracusa e Trapani riprendono gli allenamenti dopo la pausa natalizia. Sergio Colosi. Delle altre 2 siciliane di Serie C, la prima a tornare in campo per la ripresa degli allenamenti sarà il Siracusa, domenica prima seduta per gli azzurri. Il centrocampista Ba piace al Cosenza, che però difficilmente accetterà le richieste economiche del club aretuseo. Il prossimo 4 gennaio, nella prima giornata del girone di ritorno, Siracusa al De Simone contro la Salernitana. Negli ambienti sportivi cittadini si parla delle dichiarazioni del presidente Ricci, che in una lettera aperta ha annunciato che farà fede agli impegni assunti. Rimangono però dubbi e incertezze sul futuro societario, alimentati dalla penalizzazione in arrivo da 4 a 6 punti. La classifica rimodulata è un tema caldo anche per il Trapani. Da lunedì 29 stop alle vacanze dei Granata, attesi da novità di mercato. In partenza i calciatori più richiesti per ridurre il monte ingaggi, come stabilito da Antonini. Alla ripresa del campionato il 4 gennaio il Trapani ospiterà il Casarano. Difficile ipotizzare oggi con quale formazione, perché il 2 aprirà il mercato e c'è chi potrebbe non tornare più in città. Calcio a 5, brutta sconfitta per la meta per mano dell'L84 Torino, che sbanca il Pala Catania con il punteggio di 8-4. Partenza a shock degli Atenei, che chiudono la prima frazione sotto di 3 reti, pagando oltre misura le assenze di Turmena, squalificato, e di Silvestri, infortunato. La super sfida del campionato va dunque agli ospiti, ma la meta esce comunque a testa alta e tra gli applausi dei 2000 tifosi Atenei. È tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito, a tutti una buona domenica.